Allora, buonasera, bentrovati, siamo qui al nostro stand di venetoglobe.com dell'artigianato vivo di Cison di Valmarino, serata afosa, serata calda, caldissima, e siamo con il nostro amico artigiano, è il primo, lei inizia la serie perché ospiteremo appunto gli artigiani che troviamo e trovate qui a Cison di Valmarino in esposizione. E cominciamo con il signor Mario Favero che viene da Scorzè. Buona serata Mario. Buonasera. Eccoci qua. Allora, so che il microfono non fa parte delle sue, Mi sto abituando però delle adesso. sue mansioni, no? Perché usa altre cose. Allora, intanto diciamo dove ti trovi, ti do del tu intanto. Qui a Cison? Sì. Qui a Cison mi trovo nel cortile di Koch, che è un bellissimo cortile agricolo, forse fra i più belli che si trova qui a Cison, anche non conosciutissimo, non è mai pieno di gente, ma arriva sempre gente di qualità nel nostro piccolo. Diamo un orientamento, dove vado? Dalla piazza? Scendendo dalla chiesa di San Francesco, si sale un po', si entra in un piccolo portico, si apre questo bel piccolo borgo disabitato, fra l'altro non abitato, dove saremo una decina di artigiani. Quindi lo animi tu, insomma. Non lo amiamo noi, io sono uno di loro. Allora, Mario Favero viene da Scorzè, Sì, giusto? sì, Scorzè. Ed è un artigiano del legno. Artigiano del legno, esatto. Che cosa produci in particolar modo? Allora, io faccio varie cose. Sono nato facendo solo immagini sacre 30 anni fa. Adesso faccio cose con il legno, soprattutto faccio delle composizioni. Quest'anno ho portato gli eremi, per esempio il tema di ogni anno do un tema. Quest'anno c'è gli eremi dell'anima. Infatti ho costruito questi possono definirsi paesaggi in maniera semplice, però sono dei insiemi di legni diversi che hanno temi, per esempio, non so, c'è l'ermo della libertà, l'ermo di grandi sogni, legno silenzio, lento lavoro il tempo fra cielo e terra, è il pezzo più bello che ho portato. Quindi particolarità, sono delle particolarità. Allora, io sono soprattutto un costruttore di titoli, io faccio i titoli perché mi piace fare titoli impegnativi. C'è uno che si chiama Il vento del buon volere che soffia sulle case e sugli uomini di buona volontà. E dopo faccio anche i quadri che sono un po' meno importanti dei titoli, però. Mi raccontavi che con Cison di Valmarino hai un rapporto un po' particolare perché sei da 20 anni che vieni qua. Allora, quest'anno è il mio 20° anno consecutivo e proprio in questa occasione ecco le tue immagini che abbiamo. Ho voluto ringraziare proprio il paese, l'organizzazione e la gente che viene a trovarmi facendo una piccola mostra. Ho scelto 20 dei miei quadri, i più significativi, e li ho dedicati uno per ogni anno dei miei 20 anni. Ho deciso, fra l'altro, insolitamente di non venderli. Ci stavo arrivando. Ecco, ci andiamo dopo. Spiegami un attimo questi eremi. Quello che abbiamo qua, per esempio, quello sopra con il sole di Cirmolo, si chiama. Questo è il vento del buon volere. No, questo si chiama i venti contrari che fanno incontrare. Questo si chiama. Quindi anche questi nomi particolari, esatto, altisonanti che questo hai dato. Questo è mai così vicini, mai così lontani. L'eremo del sole. Questo si chiama fango e sale, l'ho chiamato. Era fatto con una tavola raccolta in laguna piena di sale e di fango. Ecco, il legno che usi come... Il legno lo raccolgo nella legnaia di casa mia, nei boschi. Non è che hai un legno particolare? No, adesso quest'anno ho scoperto il tulipie, il Lidodendro tulipifera, che è quel legno verde che fa i cieli qui, che si vedono adesso, che non lo conoscevo, e in natura ecco questo qui, sì, fa dei cieli incredibilmente belli. È molto più bravo di me il legno nel fare i cieli. Però bisogna saperlo lavorare lo stesso. E quest'anno appunto ho scelto questo legno, che è la prima volta che lo uso e che lo porto qui. Senti Favero, 20 anni di presenza qui a Cison di Valmarino. Oggi tra l'altro mi hai detto che è venuto a trovarti anche una persona piuttosto importante, no? È venuto, ma non facciamo il nome. Non facciamo il nome, diciamo, insomma, però sono dei momenti tutti tuoi, tutti particolari, perché tu sei da solo sia a Scorzè che qui. Certo, sono da solo, lavoro da solo da quasi 40 anni e sto anche bene da solo. Com'è? Stavo per chiedertelo, com'è lavorare da solo? È bello, ti dico, a volte per mio figlio ha 20 anni, ogni tanto viene per la bottega a trovarmi
e se resta poco sono contento perché già mio figlio, che è la persona più importante, di solito succede sempre così, sì. no? Poi Mi sono abituato da solo in questo laboratorio, che poi è un rustico in mezzo ai campi, un posto anche molto bello. A Scorzè molto questo? bello. Ho 900 querci che girano attorno al mio laboratorio, che non si trovano. Quindi il legno fa parte Sì. della tua vita, diciamo. Questa è un po' una fortuna che ho di vivere in questo posto. Accennavi prima, ci ritorniamo sul discorso che non vendi questi eremi, questi quadri ho deciso questa volta. di non venderli qua, proprio Sì. per rispetto. Un po' per rispetto, ho fatto questi eremi, li ho dedicati a questi 20 anni e ho deciso di portarli a casa. Chi li vuole, dopo il 4 di settembre li troverà. Adesso non dico né quanto costano, né li prenoto, né niente, li guardano solo e li racconto. Ecco, l'importante è che tu li racconti e li spieghi, sì. Però ci sarà qualcuno che dice, ma bello, questo quanto costa? Non glielo dico. Non glielo dici? Anche se più o meno i miei clienti lo sanno dopo 20 anni cosa costano i miei quadri, che costano poco, ho prezzi popolari. Ho prezzi da falegname, non da artista. Da artigiano, no? Sì. Perché insomma è un vanto, è un onore essere un artigiano, no? Sì, infatti lo dicevo anche prima a te, che io fra l'altro ormai sono vecchio, quindi non sarà, il futuro non è lunghissimo artigiano, però sono convinto che i giovani che lo fanno adesso avranno il futuro dalla loro parte, perché il futuro sarà di chi sa usare le mani. E questo sono convintissimo di questo, chi sa usare le mani e l'arte anche sarà nel futuro, perché avremo una generazione sempre meno che sa usare le mani, quindi chi le saprà usare avrà un vantaggio. Un vantaggio. Mi raccontavi di tuo figlio continuerà mio oppure figlio no? Si è laureato in archeologia da poco e non fa tutt'altro, e nemmeno mia figlia quindi sarà una tua produzione. Ma non è bene che i figli facciano le cose di padri, non è bene. Dicono? No, anche secondo me. Soprattutto se non hai un investimento grande da portare avanti come il mio laboratorio, vuol dire ognuno faccia la sua strada. Chiaro. Allora, Mario Favero di Scorzè, 20 anni qui a Cison di Valmarino. Diamo un'altra indicazione, perché magari chi ci ascolta adesso, ripassando qui davanti a noi, dove ti trovano in questo bel borgo, dicevi che troviamo qui a Cison. Il cortile dei Coq ci si può arrivare da due strade, o salendo all'interno del paese vecchio dalla strada di San Francesco giù, quella si sale, sono le indicazioni e si entra automaticamente nel borgo, oppure dal portico che accede sopra la chiesetta di San Vito dopo il ponte. Quindi facile anche da trovare, basta sapere, insomma, ecco. Sì. Qual è la cosa che più ti riempie di gioia e che più ti ha riempito di gioia in questi 20 anni qui a Cison, di amicizia e di rispetto per Cison stesso? Allora, intanto il paese e la gente del paese e l'organizzazione e gli amici artigiani, che ormai siamo tutti amici. Ti racconto un piccolo aneddoto che prima mi hanno telefonato, prima per venire qua, ero andato a trovare. Io 20 anni fa sono stato ospite in una casa del primo che mi ha ospitato, un signore anziano che abita su, che adesso non sta bene. Io ogni anno vado a trovarlo e lui mi aspetta. Il primo anno gli ho regalato la prima Madonna che ho fatto, perché era la prima cosa importante che facevo come mostra. Lui mi ha ospitato la stalla della casa sua, adesso tutti gli anni vado a trovarlo e stavo lì prima quando mi hanno telefonato di scendere giù per l'intervista che non sapevo che dovevo fare, e adesso ritorno a finire la chiacchierata che ogni anno facciamo. Bene, allora io ringrazio Mario Favero, che troverete qui a Cison di Valmarino, in questo bel borgo di cui parlava, ma troverete anche a Scorzè. Per rintracciarti come debbono fare? Guardano internet? No, ma vengono a Scorzè. Vengono a Scorzè. E tutti sanno dove sto. Andate a Scorzè, chiedete di Mario Favero, lo trovate anche se non volete. Allora, ci vediamo e ci risentiamo il prossimo anno, 21 anni. Maggiorenne l'anno prossimo, ma di un pezzo anche, no? Bene, grazie. Grazie a tutti voi, al paese, a Cison e all'organizzazione e alla gente che passa che viene a trovarci. Grazie a te. Grazie a tutti.